Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, benvenuti al nostro audio giornale, linea diretta notte. Apriamo subito con il discorso relativo ai numeri del Covid-19 in Friuli, Venezia Giulia, ma prima di parlare di questo parliamo della dichiarazione che ha rilasciato il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, in occasione della sua presenza all'interno di una trasmissione televisiva nazionale, per quanto riguarda insomma il discorso relativo al Covid. Forse ce la facciamo, un attimo di pazienza. Eccoci qua, scusate, il bello della diretta. Il Friuli Venezia Giulia è in zona gialla e rimaniamo gialli. L'RT è 1,03, calcolato sulla base dei dati dal 10 al 20 gennaio. Oggi vediamo una diminuzione importante dei contagi, lo ha detto il governatore in collegamento alla trasmissione della 7 Tagada. Secondo i dati del monitoraggio del Ministero della Salute diffusi oggi, il Friuli Venezia Giulia è una delle 3 regioni con RT puntuale superiore a 1. Secondo i nostri epidemiologici, ha ribadito Fedriga, abbiamo avuto la terza ondata dell'epidemia intorno al 10-12 gennaio, la seconda nei primi giorni di dicembre. Ero preoccupato allora, per questo ho tenuto le scuole chiuse con la DAD. Oggi invece, ha concluso il governatore, vediamo la diminuzione importante dei contagi, speriamo di mantenere questo trend. Restiamo in tema con una dichiarazione direttamente da Roma. L'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro paese scende leggermente rispetto alla scorsa settimana, ma è ancora elevata, circa 273 casi per 100.000 abitanti, mentre l'RT è lo stesso della scorsa settimana e si fissa intorno a 0,84. Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive siamo intorno al 26%, quindi di poco al di sotto della soglia critica. In alcune regioni si registra però la circolazione di varianti virali, per cui è necessario prendere dei provvedimenti particolarmente restrittivi, soprattutto nei comuni colpiti. Per il resto bisogna continuare a tenere dei comportamenti prudenti. E adesso andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati che sono stati comunicati nel pomeriggio. E allora questa è la situazione. In Friuli Venezia Giulia su 5.396 tamponi molecolari sono stati rilevati 312 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,78%. Sono inoltre 1.906 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 134 casi, il 7,03%. I decessi registrati sono 20, a cui si aggiungono 12 pregressi. I ricoveri nelle terapie intensive sono 65, con i nati reparti 536.
I decessi complessivamente ammontano a 2.522. I totalmente guariti sono 54.215, i clinicamente guariti 1.622, mentre le persone in isolamento 10.454. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 69.414. All'interno di questi numeri ci sono anche 832 da fuori regione. E intanto ci sono novità per quanto riguarda la Slovenia, perché da mezzanotte cambia tutto, servizio. Lubiana ha fatto una clamorosa marcia indietro per chi vuole entrare in Slovenia. Infatti il governo centrale ha deciso che chi si reca nel paese da uno degli stati membri dell'Unione Europea o dall'area Schengen con un quadro epidemiologico migliore, minore incidenza di infezione a 14 giorni per 100.000 abitanti, può entrare senza quarantena e senza un tampone negativo. E l'Italia è tra questi paesi. Niente più tamponi obbligatori per i lavoratori transfrontalieri e per gli studenti. La norma, entrata in vigore questa mattina, è stata annullata e dalla mezzanotte, quando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la modifica entrerà ufficialmente in vigore. Cambiamo argomento, ci trasferiamo a Udine, dove oggi c'è stata all'interno della Loggia del Lionello una bellissima iniziativa culturale e non solo, il servizio. Consegnati i premi Friuletica 2020 e dell'Associazione Oretica di Udine. I responsabili del sodalizio, Flavio Pressacco e Alessandro Grassi, hanno consegnato i 4 premi, di cui uno alla memoria di Maria Gariup, mamma di Moimacco, che ha lasciato il lavoro per riuscire a diplomarsi contemporaneamente al figlio autistico. A premiarla è stato Enrico Basaldella, sindaco di Moimacco. Secondo premio è andato a Cinzia Braulinese, di Trasaghis, che ha perso il figlio a 8 anni. Ha cominciato a organizzare feste e raccolte di denaro con l'associazione Pier Pura Energia d'Amore per portare al Cro di Aviano e in altri ospedali giocattoli, TV, PC, tablet, regali e fondi. È stata premiata da Fabrizio Cigolotta, assessore comunale di Udine alla cultura e personale, mentre il terzo riconoscimento è stato assegnato a Luca Mattiussi, già allenatore dell'Udinese Primavera, che sta lottando contro il tumore e punta a vincere questa importante partita. A premiarlo è stato Nicolò Melli, Project Erdivisor della Fondazione Pietro Pittini. Un premio alla memoria è stato poi assegnato a Giorgio Bulzicco, giocatore e unanimemente apprezzato coach negli anni 60 della PU Basket. A consegnare il premio alla vedova Loretta e al figlio Michele è stato il docente dell'Università di Udine Flavio Pressacco, dirigente Euretica e consigliere della Fondazione Friuli. Alla manifestazione, svoltasi nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, ha aderito quest'anno anche la Fondazione Pietro Pittini, da sempre impegnata a favore della trasmissione dei valori più autentici ai giovani. L'artista friulana Emiliana Molinaro ha quindi consegnato ai premiati un quadro ciascuno, raffigurante l'immagine di Paolo Rossi e Diego Armando Maradona in un abbraccio del significato evidente di amore, affetto, sguardo d'intesa. È intervenuto anche il presidente di Aido Udine, Lucio Marsonetti, in rappresentanza anche di Friuli Tomorrow e l'associazione culturale Don Gilberto Pressacco. L'associazione Oretica di Udine, istituita al fine di creare un punto di riferimento della cultura etica, in riferimento a tutte le organizzazioni private e pubbliche, imprenditoriali, professionali, sociali, no profit, punta a divulgare i valori comportamentali che devono essere alla base di ogni società, sia a livello nazionale sia internazionale. Una delle principali attività dell'associazione è rivolta a favorire lo sviluppo della formazione anche attraverso l'organizzazione di convegni, corsi, eventi e manifestazioni presso le scuole e le università nel mondo dello sport e delle imprese. Nel 2021 Euretica intende ancora promuovere o sostenere incontri di vario tipo, proponendo stili di vita consapevoli e corretti ai giovani. Il primo evento dell'anno dell'associazione è coinciso con la consegna dei premi Etica 2020, dopo aver attuato analoghe consegne a far data dal 2008. Ci sono importanti novità anche a Cividale del Friuli, come sapete notizia di questa sera, ma ne abbiamo già parlato con l'intervento del vicepresidente di Confesercenti del Friuli Venezia Giulia, ci saranno, salvo clamorose sorprese, da Roma tutto si deve aspettare. Per quanto riguarda la riapertura dei ristoranti anche dopo le 18 con servizio diretto, ma qualcosa di più ne sapremo domani. Dicevo, importanti novità, visto che siamo in fascia gialla, riaprono anche i musei e allora andiamo a capire cosa accadrà a Cividale a partire da lunedì.
Prudenti ma importanti segni di ripartenza anche per la cultura. Con l'ingresso in zona gialla del Friuli Venezia Giulia è scattata la possibilità di riaprire al pubblico musei e mostre nelle sole giornate infrasettimanali. Il Comune di Cividale ha deliberato la riapertura al pubblico nella sola giornata di lunedì per tutto il mese di febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per le visite necessita prenotare alla mail informacittà@cividale.net oppure 0432 71 04 60 del Monastero di Santa Maria in Valle col Tempietto Longobardo, della collezione Famiglia De Martis in Palazzo De Nordis e del CPS, Centro Internazionale Podrecca Signorelli, con ingresso gratuito per tutti da lunedì 8 febbraio. E con questo servizio chiudiamo qui la pagina della notte per quanto riguarda info-friulitv.net. Vi diamo appuntamento come sempre domani al mattino per gli aggiornamenti e poi con linea diretta, ospiti collegati in live streaming o addirittura in loco, come si dice, rispettando comunque le distanze di sicurezza e le normative anti-Covid in corso. Sono le 23:15 di venerdì 5 febbraio, non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte. Restate con noi. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.